Adesso in campo l'Udinese che vuole riagganciare il quarto posto, sfuggito ieri grazie alla vittoria della Lazio nell'anticipo. Per il Chievo oggi è una giornata di festa, perché con il punto guadagnato contro la Juventus è aritmeticamente in Serie A ancora per un altro anno. Queste le scelte di Francesco Guidolin per il match di oggi, che vale tanto, tantissimo in chiave qualificazione 3-5-1-1. Non ce la fa Sanchez al suo posto, gioca Abdi, che però partirà qualche metro più indietro rispetto alla prima linea, dove c'è il solo Totò Di Natale. In difesa rientra Domizi, centrocampo confermato con Isla e Armero sulle corsie, Pinzi, Hiller e Asamoah in mezzo. Può attaccare Armero, Di Natale attaccato da Mandelli, non riesce a girarsi, si appoggia su Hiller, da lì potrebbe anche tirare lo svizzero. Hiller, palla fuori, non di molto, ma Sorrentino sembrava... Queste cose si arrabbia per questi passaggi un po' così, troppo leggeri, però anche lui a livello di tranquillità. Intanto dentro Armero con il sinistro, ha provato il tocco dentro, la grande risposta di Sorrentino. Giorgio ci parlava di Guidolin che chiedeva qualcosa in più ad Armero, ed Armero stava regalando. Ma che palla gli ha dato Hiller col contagiri. Credo che anche Armero avrebbe potuto, secondo me, scegliere anche la soluzione del passaggio in mezzo, c'era Di Natale libero. Dentro Hiller, gran numero, fuori gioco, si alza. Ha dato il colpo di tacco Di Natale, ma in posizione regolare. Era fuori buona. gioco non esiste. Segno pesantissimo dei bavaresi. Occhio ad Isla, palla sul destro, si appoggia ad Hiller, dentro ancora per Isla, posizione regolare, dentro Armero, sbaglia completamente. Il pallone è quasi una legge fisica, no? Più il pallone va velocemente, minori sono le possibilità di intercettarlo. Però di là bisogna dire c'è anche una squadra organizzata che ti fa andare dove vuole e ti viene a prezzare. Il cross in mezzo, soltanto una scivolata, poi Asamoah, il pallone che rimane lì, il gol di Maurizio Isla. Chievo 0, Udinese 1, Isla il marcatore. Sì, ripeto, quando si muovono gli esterni e danno profondità, l'Udinese è sempre pericolosa. Adesso Guana, Gelson Fernandes, Guana sulla corsia, Dimitrijevic ha un po' di fortuna nell'aggancio, poi però trascina con sé il... bene gli avversari e poi piano piano prenderà campo, possesso di palla e farà vedere le sue qualità. Organizzazione tutto merito di Francesco Guidolin, che ieri ha detto Per farlo. Pellissier cercava collaborazione, non l'ha trovata, poi si addormenta Asamoah, regala palla a Terò, cerca il dribbling, lo ferma il Ganese, poi Hiller ci mette anche il fisico. Hiller ha una tranquillità, quando c'è la palla sa sempre cosa farla, se distribuirla di prima intenzione, se mantenerne il possesso oppure rallentare il gioco. Centrocampista completo, non a caso pezzo pregiato, non è l'unico. Giocatore Dario del Chievo. Pulsetti è andato a fare l'esterno destro, si è accentrato Fernandes e Marcolin ha preso il posto di Dimitrijevic. Asamoah carica il sinistro, quando Asamoah l'Udinese raddoppia, la Champions è vicina. È bravissimo Zazua, ha avuto il tempo anche se da distante, da 30 metri. Posizione al quarto posto della classifica, quello che vale un posto nell'Europa che conta. Finisce il match del Bentegodi, Chievo 0, Udinese 2. I gol di Isla e Asamoah avvicinano l'Udinese alla Champions League.